tora torgium pradesit, al corevium iudisit. A Tor, a Torseon su onde furlane. Teatri, il color dai Siums. I spettacoli in region dal circuito ERT, Ente Regional Teatral, a cure di Paoli Cantarut. E un saluto ascoltadoris e ascoltadors di Radio Onde Furlane de bande di Paoli Cantarut e benchiatazza a queste seconde trasmissioni curate di Onde Furlane e dal Ente Regionale Teatral parfevela dal circuito dal Enta Ponte. In queste puntate fasarin un po' il ponte sulle attività dall'ERT con il presidente Sergio Cuzzi. Dopo entrerin in Talviv dalle manifestazioni che sono in vore con le presentazioni di San Vito Jazz con il direttore artistico Flavio Massarutto e a tornare anche mo su Note in Castello intervistante Elsa Martin per il concerto dedicato a Pierluigi Cappello che farà con il pianista Stefano Battaglia e dopo fevlarin anche di prose o di musical vedut che ossintarin Davide Calabrese di Oblivion che apporteranno a Tor, anzi tassieranno di Viarsis dagli Stadions dall'ERT con il loro ultimo spettacolo musical La Bibbia riveduta e scorretta. E in questo programma, dove che si favele dalle multiformi attività in campo culturale, come che ho veduto dall'ente regionale teatrale, sentì un dei protagonisti, non di Cumò, ma di sempre, anche se come dire Sinta, la che parla chiare di presidente dall'ente regionale teatrale, che è Sergio Cuzzi, e l'occasione anche per favelare di 50 anni di attività, perché in questo 2019 fa cole che Stinoval. Mandi benchiatate, Cuzzi. Allora, 50 anni di storie non sono poche, al servizio fra l'altro dal settore culturale, un servizio che si è slargato sempre di più in vostre attività, ramificandosi, facendo una rete un po' su tutto il territorio. C'è riflessione si sente di fa perché 50 anni, veduto che lui all'era dall'inizio ha cominciato dagli stagioni che dai primi anni 70 si faceva in tal suo paese, a Tumiec. Ma io, ero Moletti, mi era appena svicinato al circolo universitario da Chiasia e ho cominciato a sentire chiacchierare di queste iniziative. L'ERTA era appena stata fatta e quindi si deve entrare come socio fondatori di queste iniziative e partire col teatro. Il clima di quel periodo lì ovviamente era che le pioniers, no? Cominciava una roba nuova, una grande avventura, il teatro è stato tutto questo, abbiamo cominciato con le stagioni, quest'anno abbiamo finito la 49esima stagione. Come con tutte le storie alle spalle, ragionando su queste lunghe storie, io sono convinto che abbiamo contribuito come ente regionale, abbiamo contribuito a far diventare pressione dalle testiere. Io ti confronto con Tomieci, non era noi, eri lontano in San Nilu, perché poteva essere l'attività culturale di Udimba, non la sta lontano. Come a distanza di 10 anni è cresciuto un pubblico incompetente, in che si muove, in che si forma, in che sa valutare, è un merito importante. Certamente se in Friuli è una cultura teatrale di alto livello, sì. Anche in grazie dal lavoro da vuelta in questi 50 anni dall'ERT. Ma i novai sono l'occasione per fare feste, ma anche per fare una riflessione sul ruolo da vuelta in tal territorio, sul servizi dati ai cittadini, ma anche per ragionare sul futuro. Quali sono le prospettive? Non è venuto un grosso cambiamento quando il Ministero non si è domandato di essere dalla prosa, la che era in questo campo e di occuparsi anche di balletto e di musica. Arrivando a una concezione di teatro dal vivo, no? Che è più l'arti che la prosa.
e che non sia costretto a entrare in territori che non conoscevi. E tutto sommato è un'operazione stimolante, no? Sono 5 anni ormai che si presenta che anche il pubblico all'inizio era un po' perplesso in certi contesti, ma come ovvio che sta cambiando. Dicono che slargarsi ad altre forme è importante, che però secondo me è più importante, più che organizzare, è le collaborazioni tra chi che sono in tal settore. Mettersi insieme e rivina a confrontare dove le idee, si rivina anche a migliorare il livello delle proposte. Le culture hai una roba che si modifica, che si trasforma in continuazione e l'ERT al servizio dalle culture si è anche trasformata l'anta da ora che è stata la trasformazione anche delle società in Friuli. Questa stagione va verso le fine, può tirare anche un piccolo summe. Ma io stato innanzitutto una buona stagione, in un sono buone partecipazioni, sono allena ben con tanti altri tesori, come dall'Unione naturalmente, dei questionari che distribuiscono alla fine della stagione per cercare di capire anche i cambiamenti di gusto al pubblico, perché non sempre un spettacolo concluendo di un'altra attività un'idea precisa o un applauso più caloroso di un'altra. Qualche volta dopo tal quietto di un voto si arriva a capire più ciò che le piaciuto, ciò che non le piaciuto. Lì quindi lavora sopra, ci di preparare un programma per la prossima stagione che sia all'altezza delle speranze. Bene, allora un auguri di buon lavoro anche delle bande nestre, un saluto a Sergio Cuzzi, presidente dell'Ente Regionale Teatrale. Mandi. Grazie, Mandi. E questo è il groove, un evore coinvolgente di Nubia Garcia e dal suo quartetto, un nuove protagoniste e dalle scene un evore dinamiche dal jazz inglese in questo momento di origini afro-caraibiche, un evore giovane sarà a Viargi San Vito Jazz, manifestazione che entra dentro dal circuito dall'ERT. Il suo disco Nubias 5 che è venuto fuori un par di anni in da ora alle un evore biel e sta preparando un neuf che probabilmente rappresenterà in tale manifestazione. Che di un momento a questo proposito si interviene il direttore artistico e anche giornalista di jazz che collabora con importanti testate a livello italiano, Flavio Massaruto. E fra le attività musicali dall'ERT alle anche San Vito Jazz, un
Picciul ma Grand Festival o disares Picciul forse per il numero dagli dati ma Grand per le proposte artistiche. Altaccarà queste settimane sabide con un nome nuovo, un nome dalle New Wave of Jazz inglese, Nubia Garcia, in di Fevelin di questo concerto ma anche di che altri sul direttore artistico Flavio Massaruto. Mandi Flavio, ben chiatate. Mandi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, scominciando dall'attenzione che San Vito Jazz andà per c'è che salte fuori di new in queste geners il jazz. A Londra sta succedendo algo di new, no? In questi ultimi stimps qui. Sì, sono ormai 3 o 4 anni che a Londra non si parla d'altro praticamente, perché c'è questa scena nuova del nuovo jazz inglese che ha rispetto alle scene solite, perché il jazz è una tradizione bellissima e profonda in Inghilterra da sempre, forse il paese che per primo sicuramente il paese che per primo ha colto il jazz appena nato. Però questa nuova scena ha un carattere un po' diverso. Intanto una cosa molto positiva è una scena animata da musicisti giovani o giovanissimi, tra i 20 e i 30 anni, e questo è già un elemento di novità. Il secondo elemento è che questa scena è un vero e proprio movimento di musicisti che collaborano, che si scambiano collaborazioni, perché ci sono tutti questi gruppi in cui troviamo i diversi musicisti che saltano da un gruppo all'altro. Il terzo elemento è che questo nuovo jazz recupera tutta una serie di modalità musicali, di tradizioni musicali diciamo estranee a quella che è la corrente principale del jazz, in particolar modo le modalità legate all'hip hop e dunque a tutta la musica black degli ultimi 20 anni, le musiche caraibiche e le musiche africane. Il risultato è una musica molto fresca, molto pimpante, che guarda anche a alcune modalità di fruizione diverse, che sono quelle tradizionali del club o del teatro, ma alla scena diciamo della club culture, informalità nell'approccio, la possibilità di entrare e uscire da una situazione, linee lunghe e la possibilità di entrare e uscire anche per l'ascoltatore della musica appunto da ballo, no? Il dub, tutte queste modalità rientrano dentro e sono elaborate in maniera secondo me molto, molto bella, molto interessante. Sabide Nubia Garcia, questo fenomeno perché andà appena 25 anni con il suo quartetto e l'antindenante con il programma di San Vito Jazz o disaresca si conferma anche le attenzioni alle nuove proposte dalle scene musicali furlane e le grandi orchestre Afrobeat, Maista Africa, a Pardabon una novità di che stimps qui dal jazz Calvenfur in Friuli, che è sempre stato un territorio fertile. Sì, noi abbiamo sempre avuto proprio una scelta a cui teniamo fin dalla prima edizione, perché c'è sempre stata una finestra aperta sul jazz pensato, suonato e prodotto nella nostra regione, perché pensiamo che questo debba fare una rassegna che abbia un'idea alta di identità, non un'idea chiusa di identità, ma un'idea alta, è quella di dare conto di quello che succede, di quello che producono i corpi che stanno nel nostro territorio. Uso volutamente il termine corpi, e le persone. Maista Africa è un ottetto elettroacustico in cui c'è anche dell'elettronica, per cui dentro ci sono anche i suoni e gli strumenti dell'oggi. Cosa fanno? Suonano un'Africa immaginaria, immaginifica, di chi in Africa non c'è mai stato, per cui vi trasmettono questo amore per questo grande continente e gli ascolti che si sentono nei riferimenti dall'Afrobeat di Celia Cutti all'Ethio Jazz nella tua staff, però con una sensibilità che è quella appunto dei musicisti di jazz, per cui lo mescolano con le visioni afrogalattiche di Sun Ra e soprattutto un'attitudine neopsichedelica, progressive. L'ottetto è straordinario, è veramente travolgente, io spero che riesca anche un po' a muoversi magari sulle sedie, a ballare, no, sto scherzando, ma insomma viene veramente voglia di ballare. Tra l'altro Maista Africa ha già prodotto un lavoro, ma presenterà a San Vito Jazz e il loro nuovo disco in anteprima assoluta. Maista Africa andà anche entusiasmate le migliori critiche musicali italiane, Pino Saulo, le trasmissioni Battiti e via denante, sono un lavoro considerato a livello critico. La loro proposta ha conquistato
conquistato veramente la critica nazionale, ma dirò di più anche la critica estera, perché sono stati trasmessi anche sulla radio austriaca. Insomma, a dispetto del fatto che sono una formazione giovanissima e hanno fatto solamente un lavoro autoprodotto, è un piccolo gruppo di culto. Maista Africa saranno sabide ai 30 di marzo e l'ultimo concerto che di Oibe 4 di avril, il progetto dal violoncellista Eric Friedlander. In questo caso si tratta di appunto questo nuovo progetto, è uscito l'anno scorso, il disco Artemisia, ha avuto anche questo un'accoglienza molto buona da parte della critica, un primo giro di concerti. Chi è stato l'anno scorso al Festival Jazz di Salfelden l'ha definito il miglior concerto del festival. Eric Friedlander è uno dei pochi specialisti e solisti di violoncello jazz, collaboratore storico di John Zorn, tanto per capirsi, insomma, e collaboratore storico anche di Hurricane, che sarà con lui al pianoforte. Hurricane è uno dei pianisti e dei jazzisti più importanti, soprattutto per le sue operazioni di rivisitazione del repertorio classico. Straordinario il suo lavoro su Gustav Mahler, ma anche quelli su Verdi, su Schumann, Beethoven, eccetera. Completano Mark Elias al contrabbasso e Chase Smith alla batteria, lui altri due. Questo è veramente un super gruppo. Friedlander ha pensato questo progetto dopo la visione delle sculture di Pablo Picasso al MoMA di New York, e ha pensato di tradurre in musica, diciamo, le sensazioni legate un po' all'assenso, questa bevanda leggendaria che è stata cantata dai poeti maldetti, è stata dipinta dai pittori impressionisti, e per cui questa idea di euforia, di visionarietà legata a questa bevanda, che lo ricordiamo tra l'altro è stata anche oggetto di un divieto per un bel po' di anni e poi è stata perdonata, graziata, adesso si può comodamente bere senza nessun problema. San Vito Jazz è sostenuto dal comune di San Vito anche con una interessante politiche dai presidi. Sì, esattamente, dobbiamo mantenere prezzi popolari perché pensiamo che un altro dei capisaldi è quello di garantire la maggiore accessibilità a tutto il pubblico, per cui il biglietto singolo è 15 euro, mentre l'abbonamento è di 35. Grazie a Flavio Massaruto, direttore artistico di San Vito Jazz, e a rivedesi in tai concerti che saranno a San Vito. Mandi. Grazie, Mandi. Nell'aria di maggio la bella farfalla dall'ala che è gialla mi pare un miraggio, è un dono di Dio che sembra un po' un gioco, e scusa se è poco, un poco è anche mio. La luna e la farfalla, un talk basato su una poesie di Pierluigi Cappello, cantate dalle cantanti furlane Elsa Martin, accompagnate dal pianista Stefano Battaglia. Une forme canzone alle ricerche di une estetiche contemporanee, un bel progetto calelate dentro di un disco intitolato Sfueai e che sarà anche al centro di un spettacolo che si chiama Al centro delle cose, che rientrerà sedi dentro dal programma di Note in Castello e sedi in tune date le prossime settimane in tal teatri Candoni di Tunice. È stata l'occasione per sentire le cantanti Elsa Martin e fai contare di queste importanti collaborazioni e progetti di respiro per da buon internazionale. Che bello splendente sul petto del cielo coperto da un velo. Ti prende per mano e ti cura. Al centro delle
cose è il titolo del nuovo spettacolo di Elsa Martin e Stefano Battaglia, un omaggio in musica al poeta Pierluigi Cappello. Al 30 di marzo in l'auditorium Luigi Candoni di Tumiece e dopo ai 7 di aprile a Udin dentro dalle rassegne note in Castello domenica 7 di aprile. Ovin al telefono Elsa Martini. Mandi a Ducchi. Più di una volta dai tuoi progetti tu assunite le poesie e le musiche, in particolare maniere che di Pierluigi Cappello, in questo caso con un straordinario pianista. Allora ti domanderesse quale che hai le musiche dalle poesie di Pierluigi Cappello, per te. È una domanda un grum difficile, perché la poesia di Cappello ieri vade a un punto altissimo di espressività e di qualità. E la musica è una musica quasi universale, da dire, insomma. E ieri è una musica biele, perché la sua poesia è bielezza totale. E quindi anche i nostri modi componi da un vestito biel agli speroni bellissimi di Pierluigi, un ponte di Pis, perché è già una poesia che non ha bisogno di alcatri, no? Per esprimersi, però anche è l'arte che può sposarsi meglio con la sua poesia, perché ha gli stessi contenuti narrativi della poesia di Cappello, no? La musicalità, la narrazione, il metalinguaggio, e quindi tra gli artisti forse che arriva meglio a conferire queste bellezze da poesia. No? Il tuo sodalizi artistico che va in davanti già di qualche tempo con il bravissimo Stefano Battaglia, di spesso all'insegna proprio dalle poesie furlane, c'è monte si da vuelge tal momento di creazione, perché qualche vostra musica può essere riguardare i lead romantics, qualche altra il jazz, qualche altra viaggio attraverso paesaggi sonoros, liquids. C'è molte nasce, c'è molti il momento creativo fra di altri. Qualche tocca l'è scritto da me, qualche altro da Stefano, qualche altro insieme. E in che modi componi comunque la improvvisazione è sempre vive, no? Quindi ogni spettacolo ha le diversi lati, perché la fin anche all'espressione dal momenti la libertà di essi fuori. È difficile dare una definizione alla nostra musica, perché come tu hai detto benissimo riguarda sia la forma più tradizionale che suo, perché pianoforte e voce è una formazione facendo parte della nostra tradizione musicale mitteleuropea, però poi ogni lirica apporta con sé un'espressività talmente forte che dopo la musica si esprime o in un mood o in che la si potranno ascoltare danzi, talks più lyrics, si potranno ascoltare talks più legati alla contemporaneità. Il vostro è un progetto di respiro internazionale e di fatto suonais anche di spesso fuori dal Friuli. Una curiosità anche per i nostri ascoltatori, come reagisce il pubblico per aulis dalle poesie furlane? Ma è un elenco così biele e musicale che comunque il pubblico si lascia trasportare dal suo suono, dalla sua musicalità. Si spiega prima del concerto le poesie, vengono anche proiettati in qualche occasione, però dopo, durante il concerto, alle biel di come il pubblico si lascia proprio trasportare da musica, sia magari voi, e quindi il significato della parola o in migliore la traduzione o il significato letterario al passo di secondo piano, perché la gente capisce il senso profondo della parola cantate al di là del significato letterario, quindi si viene a creare più una relazione dal cur al cur della gente.
In bocca al lupo, Elsa, per questi due prossimi concerti dentro dal circuito Erte. Complimenti, mandi. Grazie, mamma. Disco Ave Maria, anni 70, piena di grazia, il Signore sempre sia con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto sia del seno tuo, del seno il frutto tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per tutti noi, prega per tutti i peccatori, ora nell'ora della morte, la nostra morte, così sia. Ave Maria, Ave Maria, Amen. Come on, your soul, sister. Hey, sister. E queste è una Ave Maria un po' che strampalate come calecchianti di Oblivion, in realtà giù su I Will Survive di Gloria Gaynor, un disco hit dagli anni 70, e gli Oblivion saranno protagonisti di una lunghissima tournée che farà dentro di queste domeniche tutte le prossime settimane. Di fatte attraverseranno in lungo e in largo il Friuli, la cacca di Chiasarsi a Ponte Domenie, dopo martes 26 e mercoledì 27 a Monfalcone, oggi 20 volte a Lemone, Vinas 29 a Codroip, sabato 30 a Mania e domenica 31 a Tisane, con la Bibbia riveduta e scorretta, perché le metto su queste talk Ave Maria tirat fuori dalle reti, frati i videos su YouTube dagli Oblivion sono frequentatissimi, con centenari di miliardi di visite in qualche caso. Sono 5 madrigalisti moderni, si può dire chiamare, che in questo caso faranno una sorta di musical comic, e è stata anche l'occasione per sentire un di loro, Davide Calabrese, che tra l'altro alle Triestini, che altri sono Graziana Borciani, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli. E sentite allora Davide Calabrese. La Bibbia riveduta e scorretta, il musical comico degli Oblivion, girerà in lungo e in largo la regione per una settimana, una sorta di tour con questo musical, appunto. Voi siete partiti con il musical perché in fondo quel famoso I Promessi Sposi in 10 minuti era un micro musical. È vero, era un micro musical, però aveva una differenza sostanziale rispetto a questo, cioè godeva del centone, come si diceva ai tempi del quartetto Cetra, cioè si prendono le canzoni e si cambiano le parole, no? Questa volta invece il musical è interamente originale, cioè le musiche non le abbiamo prese da altri, ma le abbiamo fatte noi, in modo tale, per una questione di agonismo, in modo tale da dare ai posteri l'occasione di poter cambiare le parole e prendere stavolta in giro noi, ecco. E siete partiti dal libro dei libri, la Bibbia, dunque è un musical teologico. Assolutamente, siamo partiti proprio dal libro dei libri perché non sapevamo da dove iniziare, allora siamo partiti dal primo e poi da lì continueremo. Poi il fatto che sia un libro scritto da Dio è la garanzia di qualità, insomma. Quindi abbiamo preso un libro bello, ma questo è scritto da Dio, forse è il più bello di tutti, e quindi certo sì, c'è molta teologia e anche un po' di blasfemia, diciamo. È l'incontro perfetto, direi, fra il quartetto Cetra, visto che un riferimento italiano al vocalese lo dobbiamo fare, e l'ironia anche su Dio dei Monty Python. Sì, direi di sì, stavolta più Monty Python che il quartetto Cetra, perché avendo proprio la struttura del musical, i brani corali ce ne sono, ma ce ne sono un po' meno rispetto al solito, diamo invece priorità a quella che è una struttura da musical normale, quindi con personaggi ben caratterizzati, ognuno le proprie canzoni, e questa vicenda che porterà lo spettatore in un viaggio di quasi 2 ore, un viaggio completamente inutile che lo lascerà a bocca aperta e lo farà in modo che lo spettatore torni a casa
uguale a prima, senza per niente arricchito da un punto di vista culturale, ma forse divertito. Certamente. I vostri spettacoli tutti quanti, gli ultimi, hanno girato il Friuli, da Oblivion Show alla H muta a Human Jukebox. Ai friulani, pur definiti chiusi e musoni, la vostra ironia, la vostra comicità piace un sacco. Voi come vi trovate a girare da queste parti? Benissimo, soprattutto nella parte friulana, ogni volta ci accoglie veramente a braccia aperte. Noi peraltro diciamo sempre che la città che ci ama più di tutti in tutta Italia veramente è Artegna. Artegna è un piccolo feudo nel quale gli Oblivion si sentono Bruce Willis. Ogni volta che entrano in quel teatro ad Artegna c'è il tappeto rosso, i flash, ci sentiamo veramente nella notte degli Oscar. E poi devo dire che molto spesso in Friuli, al termine dello spettacolo, ci si intrattiene tagliando dell'ottimo salame, e questa cosa non è da sottovalutare nella vita dell'attore. Bene, allora grazie a Davide Calabrese. Grazie a voi, ciao! E sintornata a San Vito Jazz, che sono i Maista Africa, che affevelavi prima con Flavio Massarutto, suoneranno Sabid Trente, il Toxi intitolo Mai Saga, che calviarci il loro prindisc, mentre che a San Vito presenteranno il secondo, un sventagliate, si può dare disi, di afrobeat, jazz, cosmic, siums psichedelicis e une ritmiche pardabun irresistibile. Io ti in sottofonte per favelare in siarade di queste trasmissioni di altri spettacoli di tigni di voli dal circuito ERT. Per esempio il teatro Ciancion di Enzo Iacchetti, che di un po' di tempo a queste bande si è appassionata a queste forme, e il suo new spettacolo al mette in schialute una schiera di canzoni che Enzo Iacchetti all'interprete dal vivo, canzoni di Iannacci, di Guccini, di Faletti, di Gaber e anche Lis Sos. Libera nos domine, al sarà ai 3 di aprile a Cordenons, ai 4 a Cividate, ai 5 a Pontebe e ai 6 a Grado. E dopo la casa di famiglia dall'Associazione Teatri per Roma, un spettacolo scritto di Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli. Una commedia che racconta di una chiesa di famè e di 4 fradis, una vera differenza l'un di che l'altri, che andano in comune le chiese, ma anche di vendile, situazione che succede anche in te vite quotidiane di spesa. Saranno ai 7 di aprile alle Stizze, ai 9 a Cordenons e ai 10 a Cividate. E le ultime segnalazioni è per Fieste, l'ultimo spettacolo in lingue furlane dal Teatro Incerto. Una produzione dal CSS, Teatri Stabile di Innovazione dal Friuli Vignese Giulie, che sarà al circuito dall'Erta il 30 di marzo a Sedean, dunque in chiase dal Teatro Incerto, e le di dopo il 31 di marzo a San Vito dal Tilimente. Le storie che di 50 anni che in tal di dal so compleanno al vio trivà che gli altri due non capito qui che sono, che a chiantin Happy Birthday e portano una torte e una bottiglia di spumante, e di lì attacca il giuc a cui si abituati sempre bielli, enfri farse e poesie, una schiera di situazioni grottesche e soprattutto divertenti, come sempre con l'incerto. Bene, qui a Siarin, queste seconde puntate di Teatri Color dai Siums, un speciale sulle programmazioni dall'ente regionale teatrale. Ho visto tanti svos che dal presidente dall'ERTE Sergio Cuzzi, Flavio Massarutto, direttore artistico di San Vito Jazz, Elsa Martin che non sa fevelate dal progetto
con Stefano Battaglia al centro delle cose, e infine Davide Calabrese di Oblivion. E chi si siare queste seconde puntate un mandi ascoltadores di Radio Onde Furlane de bande di Pauli. Ator, you pradesit, al correvion judesit. Ator, Atorzeon su Onde Furlane. Keslami tutaque. Teatri, Il color dai Siums. I spettacoli in region dal Circuit Ert Ent Regional Teatral a cure di Pauli Cantarut.